Lo scandalo si allarga a macchia d'olio, così come cresce il numero degli indagati per gli abusi shock in questura a Verona, fatti che se confermati sarebbero di una gravità inaudita, le parole contenute in una nota del ministro degli interni Matteo Piantedosi diffuse in giornata. Oltre ai 5 arrestati ora ci sono altri 17 indagati che devono rispondere di falso o omissioni in atti d'ufficio. In pratica avrebbero coperto i colleghi girandosi dall'altra parte pur essendo a conoscenza di un modus operandi incompatibile con chi indossa quella divisa. Per loro la procura Scaligera ha avanzato il GIP la richiesta di applicazione di misure interdittive, anche se in realtà il questore Roberto Massucci aveva già adottato lo spostamento d'ufficio. Non passa ora senza che si aggiungano nuovi dettagli, scorci d'inferno in quelli che dovevano essere controlli di routine con destinatari prevalentemente extracomunitari e senza tetto. Sono stato usato come uno straccio per pulire la mia stessa urina, ha riferito Nicolae Daiu, 56 anni, cittadino rumeno senza fissa dimora. E poi le botte, l'uso sistematico di spray al peperoncino, gli insulti anche razzisti, tra le presunte vittime pure una donna. Tutto ruoterebbe attorno ai 5 uomini che si trovano ora agli arresti domiciliari: Alessandro Migliore, napoletano di 25 anni, Doris Colpini, veronese di Bussolengo di 51, Federico Tommaselli, 31enne catanese, Filippo Failarifici, 35 anni, milanese, Roberto Darold, bellunese di 45 anni. A incastrarli soprattutto intercettazioni telefoniche ambientali, telecamere e cimici posizionate dai colleghi della Mobile, un'indagine prima interna, poi giudiziaria. No agonie mediatiche, dicono i sindacati, ma la questione è anche politica, con la deputata trevigiana Rachele Scarpa intenzionata a depositare un'interrogazione al Viminale. Per tutelare tutti quelli operatori, agenti delle forze dell'ordine che invece svolgono il loro lavoro nel pieno rispetto delle regole, ecco, io penso che sia necessario adottare soluzioni di sistema, quindi sì alle bodycam e sì ai codici identificativi. Sul punto si apre un dibattito mai sopito, già sollevato nei casi Cucchi e Aldrovandi. Io credo che la stragrande maggioranza degli agenti siano agenti che fanno benissimo il proprio lavoro e che quindi non sia necessario codice identificativo o body cam. Ricordiamoci che le forze dell'ordine già oggi sono bersaglio di delinquenti e non vedo il motivo di mettergli un numero addosso per farli identificare magari durante manifestazioni, tipo quando vediamo certi atti al di fuori degli stadi, piuttosto che durante certe manifestazioni quando devono intervenire. Non riconoscere che c'è una minoranza che in nome di quella divisa fa queste cose vuol dire vivere in un altro pianeta, quindi bisogna agire.